dove il legno ancora vive. A Padola, in Comelico, dove andiamo a conoscere l'azienda Nova Legno, specializzata nella produzione di semilavorati in legno. La Nova Legno nasce nel 1982 a Santo Stefano di Cadore, prendendo in locazione una vecchia segheria già operante in quel posto. Nell'87 si trasferisce nell'attuale sede dalla quale parliamo, a Padola, in comune di Comelico Superiore, allargando i volumi di produzione. Fino al 1993 rimane esclusivamente un'attività di prima trasformazione del tronco. Successivamente, per alcune difficoltà nate anche nei rapporti con le istituzioni locali, che non hanno consentito un'espansione logica dell'attività, si è trasferita con buona parte della produzione in provincia di Udine, dove ha stabilito poi la sua sede legale. È rimasta comunque sempre operativa e attiva la sede originale di Padola. Dal mondo della prima lavorazione, della segheria, dal 93 appunto, si è trasformata per gran parte in produttrice di semilavorati di legno, usando il metodo della giunzione a pettine, finger joint, così definita sul mercato. Ha trovato un crescendo continuo di volumi e di fatturato, per arrivare ultimamente ad avere una trentina di collaboratori e sviluppare un fatturato di circa 6 milioni di euro previsti nel 2019, contro un volume di materiale trattato pari a circa 22-23 mila cubi di segati trattati in un anno di produzione. La casa in legno. Sicuramente la casa in legno è uno dei pochi argomenti che attualmente commercialmente consentono di fare una pianificazione pluriennale per un'azienda che nascesse, e soprattutto ha il pregio di aggiungere valore aggiunto all'unico bene che abbiamo, se parliamo di provincia di Belluno, di Veneto in particolare e di foresta, che è il tronco. Dovremmo orientarci alla casa in legno anche per questo motivo di principio, quello di aggiungere valore e non di svendere questo valore, vedendo il nostro legno che passa oltre confine, perché mancano le strutture in grado di provvedere per volumi e per masse trattate ad questa prima lavorazione, diciamo, le segherie in buona sostanza. C'è un prima e un dopo Vaia, anche per voi? Vaia per noi, al di là della sorpresa in queste zone, non è in assoluto una sorpresa, in quanto abbiamo vissuto la stessa situazione nel caso di Lothar, che è stato il più grosso degli uragani che hanno investito l'Europa all'inizio degli anni 90, e dove i volumi erano notevolmente superiori. Non erano nella nostra zona queste situazioni, erano nella Bassa Germania e nell'Alta Austria, però già avevamo interpretato momenti come questi. Cosa hanno comportato? Una flessione delle quotazioni sul mercato in acquisto, ma purtroppo il mercato si autoregola e quindi a catena anche le quotazioni successive presso la nostra clientela risentono oggi come oggi, e questo non è un bene, perché a parità di costi è più difficile raggiungere i livelli di fatturato che ci si presuppone di raggiungere. È possibile ritrovare la filiera del legno? La possibilità c'è, l'importante credo sia concepirla rappresentando dei volumi e delle realtà di trasformazione, realtà artigianali o industriali che siano, in grado di reggere il mercato. In vallata abbiamo delle dimostrazioni di come si possa immaginare la forestazione o le attività di prima lavorazione del bosco in maniera coordinata e per volumi tali da giustificare di investire in quella direzione. Anziché avere 100 piccoli artigiani con 100 motoseghe, c'è
è nata una realtà o più realtà che hanno inteso invece questa attività in maniera compatibile con i costi che si affrontano. In quella direzione bisognerebbe andare anche per la seconda lavorazione, quella delle segherie, con il presupposto che i proprietari forestali facciano parte integrante di questa catena, e prima ancora dei proprietari forestali che ci fosse una politica forestale che garantisce i volumi che a valle poi consentono la gestione economica degli anelli successivi della catena, in modo tale che il valore che deriva da questa catena rimanga come giustificazione, diciamo, dell'azione di tutti. Questo anche con benefici infallibilmente dimostrati sotto profilo ambientale, sotto profilo dell'occupazione, sotto profilo della permanenza sul territorio, sotto profilo ogni buon argomento supporta un tipo di scelte, anche se la prima fase sembra dal punto di vista economico non essere rappresentata come positiva. Fino alla segheria, la sola segheria non riesce ad essere positiva economicamente. Se aggiungiamo lo sfruttamento della frazione energetica, e qui ritorna di attualità l'aspetto ambientale, se aggiungiamo la produzione di semi lavorati, se aggiungiamo la commercializzazione della casa di legno, è un esempio, cioè di un prodotto finito addirittura, abbiamo creato una catena del valore che giustifica il tutto.